partita per Bassano, l'ha toppata non sul piano dell'impegno ma sul piano del risultato, e Sandrigo ha portato a casa il bottino a ragione, nel senso che l'ha meritato, e adesso qua si cerca una rivincita sul piano caratteriale contro una squadra che sta molto bene. Andiamo, prima di dare il benvenuto all'analista tecnico Fausto Postan con le formazioni, e per dovere di ospitalità cominciamo con la formazione emiliana. Il Correggio schiera col numero 10 il portiere spagnolo Campor, quindi l'ex numero 17 Nicolas Barbieri, 2 anni su queste sponde appunto nell'ultimo biennio, il numero 76 Gabriele Gavioli, il numero 99 Peter Eimi, il numero 5 Enrico Zucchiatti, il capitano, il vice capitano, la leggenda dell'hockey italiano, una delle leggende dell'hockey italiano, Mirko Bertolucci, quindi il numero 96 Giorgio Maniero, il numero 59 Franco Posito, il numero 7 Franco Ceschin e il portiere di scorta al 39 Nicolò Salines, e in panchina al coach il cileno Pablo Iara. Per quanto riguarda il Bassano si schiera tra i pali, abbiamo il numero 28 Davide Pertegato, il portiere di scorta è il numero 30 Davide Merlo, poi gli esterni sono il numero 4 Edoardo Pinati, il numero 5 Mattia Milani, il numero 7 Mattia Baggio, il numero 8 Davide Pieroli, il numero 9 Rock Lisa, il numero 23 Alessandro Tognolo, il numero 37 il capitano Victor Crespo e il vice capitano il 75 Cesar Candanedo. In panchina il coach Gaetano Marozin. Gli arbitri sono Ferraro di Bassano, proprio Ferraro, e Alessandro Cicolella di Bari, e è il momento appunto per il prima break di commento su questa gara. Diamo appunto il benvenuto a Fausto. Fausto, è già una di quelle gare in teoria ma anche in pratica al calor bianco. Sì, ciao Vincenzo, buonasera a chi ci ascolta. Sicuramente ormai mancano 5 giornate alla fine, se non erro, questi sono sicuramente scontri diretti. È pur vero che Bassano vede nel mirino Correggio, ma deve assolutamente fare i 3 punti, e in caso di arrivo a pari merito avrebbe il vantaggio degli scontri diretti, avendo vinto in casa la partita con il Correggio, l'andata, e quindi anche questo è un fattore di cui tener conto. E vedremo. Bassano sabato scorso non è stato particolarmente produttivo in fase offensiva e ha pagato. Comunque la vittoria del Sandrigo mi è sembrata nella circostanza legittima. Assolutamente, no? Ha fatto una grinza, e tra l'altro il Sandrigo veniva 3 giorni prima da un match tirato come quello col Montebellum Derby. Bassano avrebbe dovuto in teoria avere più freschezza, non l'ha manifestata, e anche la forza atletica che aveva palesato la settimana precedente non si è vista. Chiaro, può capitare perché sono sfide delicatissime, ma adesso i punti valgono doppio e non ci sono santi. Bassano deve tirare fuori anche quello che non ha sul piano prettamente caratteriale. Poi è ovvio che serve anche la prestazione e anche la prova di consistenza tattica e strategica. Correggio ha trascorso gran parte di questo campionato all'ultimo posto in classifica, poi ha avuto un risultato importante in casa con il Lodi, ha pareggiato 1-1, ed è soprattutto andato a vincere 4-3 a Breganze, e lì probabilmente gli è cambiata la stagione, fra virgolette, perché ha iniziato una serie di risultati importanti, soprattutto negli scontri diretti, che ha consentito alla formazione allenata da Pablo Iara con un fuoriclasse Mirko Bertolucci ad allevare, diciamo, un gruppo di giovani sicuramente importanti, qualcuno ormai non più giovane perché sono anni che calcano le piste di A1, questo un nome per tutti è Giorgio Maniero, lo stesso Zucchiatti, e quindi adesso è a 4 punti sopra Bassano, legittimamente, e altrettanto legittimamente vorrà questa sera mantenere le distanze o addirittura provare ad allungare. Bassano dal canto suo deve sfoderare una prestazione di attenzione in fase difensiva ed essere più pungenti in attacco. Senti, quanto peserà, e te lo chiedo in questo caso più che mai al tecnico Fausto Postan, la pressione di essere spalle al muro, nel senso che Bassano di fatto, l'hai confermato anche te, ha un risultato unico e non ha bonus, deve assolutamente... L'obiettivo
Vediamo se qualche problema. No. L'obiettivo stagionale di Bassano era la salvezza, quindi non è vero che deve giocare con pressione, perché comunque ci sta che a poche giornate dalla fine Bassano sia costretto a inseguire. Vogliamo parlare un anno fa di questi tempi, stava peggio per esempio, no? E allora non deve esserci il fattore tensione. Anzi, si può dire che si dovrebbe giocare con animo tranquillo, nel senso che male che vada si fa l'ultimo mese con i play-out. È che questo io continuo a dire che una griglia play-out con una posizione, diciamo, di pole position non sarebbe affatto da disprezzare. Sì, perché sono 6 partite. Appunto, era il mio obiettivo di partenza. Chiaramente si sorride anche, ma aveva una sua valenza. Ovvio che tutti vorrebbero il tesoro della salvezza diretta, ma quest'anno si sapeva da subito che era veramente un'impresa titanica, lo è ancora, anche se è ancora agguantabile. Sì, Correggio sta sfoderando una difesa molto bassa a protezione del proprio estremo difensore. Intanto c'è Piroli che manovra, c'è la conclusione, recupera una pallina Rock Lisa, Mattia Milani, sì, è partito Milani in quintetto, sì, la scelta quindi di dare velocità e imprevedibilità alla prima linea di Bassano. Seguiamo intanto proprio Nicolas Barbieri, un ex che nell'ultima gara ha bollato una doppietta, che non è esattamente il suo ruolo, quello del cannoniere finalizzatore, però è giocatore che sul piano tecnico ha qualità, e allora ci sta che indovini anche giocate pregiate. Sì, nei 2 anni qui a Bassano ha segnato poco, però comunque si è fatto apprezzare per le sue doti. Attenzione, e c'è il gol incredibile, la botta da fuori del numero 59 Posito, una gran staffilata. Vediamo che c'è Crespo che va a reclamare qualcosa con l'arbitro legato al fischio, ma niente da fare per quanto riguarda Bassano. Minuto 1 e 35, la botta di Posito, una bordata Posito anche su punizione. Io dico Posito in ricordo del ottimo coach Tony Posito, al giocatore di Sopraffino a Cifra Tecnica. Adesso la curva chiama un po' Bassano alla reazione, non deve stare così sul colpo. Piazzata male la barriera, ha tirato benissimo. Sì, lui ha tirato benissimo, punto di vista, forse c'è qualcosa che era rivedibile nella situazione della barriera, chissà, però da qua è più... non ci voleva. No, quello no. Perché ha freddato, se non ci sono state né azioni né di qua né di là, e poi c'è stata subito quella situazione complicata. Attenzione, adesso dopo 1 minuto e 35 è chiaro che Correggio vuole restituire ciò che ha subito all'andata, allora adesso è Bassano che deve inventarsi qualcosa, e qua c'è un fallo. Attenzione come viene un fallo normale, primo fallo, un fallo a testa. Adesso lo diciamo sempre così, non deve avere fretta, Bassano deve avere pazienza, però è evidente ed è anche innegabile che il gol a freddo abbia un po' frenato, raggelato e anche bloccato la formazione giallorossa, che deve avere la forza d'animo per ripartire evitando errori banali e forzature come questa punizione tirata da Vittor Crespo, che voleva provare a fare il verso al gol degli avversari. E attenzione qui, miracolo di Pertegato, Bassano deve stringere le maglie in difesa e acquistare più personalità, perché non può sbraccare così. Vediamo il recupero di Cesare Carrere, qua devono venire fuori meno male che il metro arbitrale è permissivo, Vincenzo, perché qui qua ci poteva stare qualcosa di diverso. Sì, anche in area bassanese, anche in area degli avversari, anche qui non ha fischiato. C'è un metro arbitrale univoco, non fischia. Al momento è così, poi dopo io sono dell'idea che poi qualora la partita si accendesse nel secondo tempo lo cambiano anche al metro arbitrale. Sì, perché per esempio quel fallo di squadra che hanno dato al limite dell'area è stato un intervento molto rude, però la linea che hanno inteso adottare i direttori di gara fin qui è permissiva, e quindi stanno andando di conserva. Sì.
E adesso quindi arbitraggio, come si suol dire all'inglese, anche se gli amici d'oltremanica con l'hockey ci azzeccano fin lì a L'hanno sprazzi. inventato e basta. L'hanno Diciamo, inventato, esatto. hanno, però si sono hanno fermati, dominato negli anni 30, poi, esatto, poi dopo più basta, nulla. dopo, Poi più nulla. no, non hanno sviluppato No. l'idea, questo è un peccato. Attenzione, c'è un fallo di Bassani in attacco. Vediamo se l'idea era quella degli arbitri di Correggio sta dimostrando personalità, sì. Ovviamente è incoraggiato dal gol di vantaggio, però sono in pista e dicono qua ci siamo noi, beh, certo. Siamo avanti 4 punti e vi stiamo spiegando perché. Chiaro, infatti. Attenzione adesso, possibilità 3 contro 2. Perde l'attimo. Molto cattivo controllo, sì. Mattia Milano. Sì. Adesso prova a rientrare rapidamente in difesa, vediamo la manovra elaborata di Correggio, poi la conclusione. Correggio va al tiro molto facilmente, Bassano sì. non sta difendendo bene. In questo momento no, infatti. E quindi vediamo proprio, invece Correggio si sta provando a difendere, adesso c'è la conclusione. Bella parata di campo sulla conclusione di Candanedo. Vediamo ancora, è stato Barbieri che ha portato sfera, poi ha servito Zucchiati, poi chiama in causa ancora il veterano Mirko Bertolucci, che ha un po' arretrato il raggio d'azione, perché quando gli anni passano, i suoi sono 48 sto anno, tanto per capirci. Insomma, è evidente che devi ragionare e preservare anche la propria autonomia, però attenzione, intanto una bella giocata, poi non riesce a tenere la maniglia Apposito. Milani, la conclusione, non per un soffio Victor Crespo, vicino al pareggio Bassano, è andato veramente a un soffio Victor Crespo, deviazione ravvicinata, sì. Non ha trovato la porta. E quindi adesso si riporta Barbieri, che giustamente non se la prende troppo calda, trascorsi 5 minuti 08, ancora attenzione, possibilità da dietro porta, Barbieri ancora, poi recupera pallini in qualche maniera Candanedo, resiste a una carica, ancora Candanedo, cerca la conclusione, botta da fuori, la recupera Crespo, di nuovo Cesar Candanedo, quindi Piroli, ancora Milani, Piroli, pallina ancora per Crespo, recupera sfera in qualche maniera Candanedo, ecco che si ripartirà la differenza tra Bassano e Correggio nell'atteggiamento difensivo. Correggio non consente facili giocate in area, certo, nella propria area a Bassano, al contrario invece la formazione giallorossa difende in maniera molto più aperta. Sì, poi adesso si prende anche l'autore del gol ha dato la conclusione un paio di volte, sì, anche in qualche istante fa. Serve magari qualche numero di Piroli, ci ha provato da dietro porta, attenzione, ancora Bertolucci prova ad andare via, se gli si dà spazio potrebbe essere letale, sì. Non bisogna pensare che è andato via in progressione, poi ha tentato la trottola. Guai a pensare che fisicamente sia limitato, perché nelle giocate da fermo, qualora lo fosse, supplisce con la tecnica. Appunto, una tecnica che non ha quasi nessuno in questo momento di italiani. E comunque è un giocatore che si allena e che fa dell'hockey la sua vita, professione, quindi è un giocatore che infatti quest'anno è stato decisivo in un mucchio di occasioni. Sì, è entrato Giorgio Maniero Giorgio Maniero è originario di Novara, ha una sorella Francesca detta Chicca, che è una delle colonne della nazionale italiana, che ha conquistato il 4º posto ai mondiali. Attenzione qui, niente da fare, Campor ha murato letteralmente a Crespo. Sì, questa era la palla per il pareggio, sì. E questo invece è un tiro da non concedere. Ci ha provato adesso Milani, caricato il tiro con una trottola, esatto. Bravo. Attenzione ancora. Buon controllo di Davide Piroli, Bassano sta provando a spingere. Adesso si sta alzando un po' il baricentro. Adesso vediamo, si muove in bello stile, come si dice Victor Crespo. Finalmente la palla arriva in area.
e Solo che ancora Correggio guarda 4 dentro di area, è difficile trovare spazi sì. così, bisogna provare a far bene in Sì, poi contropiede. bisogna stare poi anche attenti a non concedere spazi, è la solita storia della coperta corta, se ti Sì. esponi di qua poi è chiaro che concedi di là, è anche di fatto una partita a scacchi e serve. Correggio copre bene il campo e va alla conclusione abbastanza agevolmente anche qui, anche se non in modo pericoloso. Entra Lisa per Milani, è l'idea di dare peso e cercare di terminare offensivo. Esatto. Vediamoci i movimenti di Lisa. Lisa per certi versi è stato un mistero, spieghiamo. Sì. Lui è partito molto. Ecco Attenzione! È lì, è stato proprio. Gli è stata toccata la palla probabilmente in ultima. Sì, al momento decisivo. Però bisogna stare attenti a non abusare poi del tiro da fuori, soprattutto con l'uomo da ultimo uomo. No, diciamo. Si è provata ancora Piroli, sta stringendo d'assedio. Sta trovando una buona continuità di azione Bassano in questo frangente di match. Dicevamo appunto che Ghise era partito molto bene, un paio di reti nelle prime partite e soprattutto prometteva, lasciava balenare ottime cose. Poi ha patito un'involuzione anche fisica, perché poi ha parlato con lo staff e ha avuto un momento anche di calo fisico. Il problema è che questo è andato di pari passo probabilmente con un po' di perdita di fiducia e quindi un giocatore giovane può capitare, solo che adesso è una situazione che si protrae e lui ha bisogno, come l'area, di respirare, di un gol che secondo me se lo sblocca poi potremmo trovare l'Isa delle prime gare, quello che aveva detto tutti, io per primo, che si era trovato un giocatore sicuramente di qualità offensiva, perché le ha queste qualità, però devono tornare ad affiorare nella fase più delicata della stagione. Assolutamente. Lo vedo però abbastanza pimpante questa sera, volitivo, quindi speriamo bene per Bassano. Serve il contributo, perché appunto la panchina non è sterminata e quindi bisogna pescare qualcosa di buono da tutti. Secondo fallo di Correggio, 15:31 da giocare, ancora 1-0 in virtù della rete segnata dopo 1:35 su punizione da Posito. Non ci voleva quella quello segnatura. Sì, quella una disattenzione, una barriera un po' molle, senza... sì, proprio che ha una barriera che ha coperto poco, quindi anzi, ha lasciato l'angolo ha coperto libero. la visuale a Davide Pertegato. Di fatto sì. Quindi lui bravo, attenzione, Posito a indovinare l'angolo libero, bisogna anche prendere la porta, però probabilmente sarebbe finita in condizioni normali o sui gambali o su qualche pattino. Però adesso Bassano deve avere la capacità soprattutto di essere un po' glaciale sotto rete, che non è esattamente la cosa più facile di sta terra per questa squadra, ma altrimenti non sarebbe lì a soffrire nella zona calda. Rischio, adesso può aprire il campo. Gran intervento, c'è Crespo che un po' maledice il connazionale Campos, perché ha detto l'ho piazzata bene, ma è stato bravo Campos. Sì, ha fatto una grande parata. Col corpo e con la coscia ad alzarla. Quindi adesso ci prova Piroli a portare un po' di scompiglio nella difesa di Reggiana. Attenzione Piroli. Candanedo, Piroli. E Bassano deve provare a alzare i ritmi. Sì, perché altrimenti con la difesa schierata, intesa non a zona, ma appunto difesa pronta a ricevere, insomma diventa poi complicato se non c'è difesa molto bassa, un giro palla superiore. Il fulcro poco fuori dall'area di rigore, tendenzialmente. Attenzione, bella giocata di Crespo che prova a dare un po' di mosse, movimento, solo la finalizzazione non è riuscita, anche se c'è stato c'è una deviazione, invece niente. Entra Zucchiatti, è entrato Gavioli e quindi piccola Gabriele Gavioli, classe 2001, è il fratello di Davide. Caspita, allora se ha mantenuto lo stesso DNA hockeyistico, insomma, è messo e nel blitz che Correggio ha fatto a San Rigo che abbia segnato una doppietta. Il giocatore che ha fatto valere il suo è un ragazzo di prospettiva anche lui. Poi se sotto le cure di personaggi del calibro di Iara e dello stesso Bertolucci, insomma, può solo crescere benone. E allora si riparte col
la squadra della città che ha dato in Italia Ligabue, che procede in attacco. Attenzione, la rubata di Piroli che però non riesce a servire subito, no, però questa pallina rischia di... poi meno male per Bassano. Avrebbe dovuto tentare stato subito il servizio per Crespo e invece... più che uno scambio di errori, è stato uno scambio di orrori e alla fine nessuno... Qui, si è liberato bene, palo pieno, sfortunatissimo. Io penso che si era liberato bene, bravo. In questo momento Lisa ha il diritto, con questo palo interno, ha il diritto di pensare di avere un conto aperto col destino e di sentirsi un minimo, è sfigato. Si è costruito una grande conclusione. Caspitina, davvero a volte ti dice veramente male, un giocatore che aveva bisogno, diciamo, come il pane, di un gol che l'avrebbe sbloccato. Per ripeto, è un giocatore che qualità ne ha, ovvio non ha pescato il nuovo occhio, anche qua bravo il portiere, la finta di tiro di Candaneda a servire a Rapplisa, il tiro di prima fuori di poco, con un è ispirato comunque portiere, a Rapplisa stasera. E qui invece Crespo è un po' meno, errore bruttissimo. Meno male che per Tegato ci mette una pezza a stoppare. Attenzione, e vediamo qui, qua danno sempre lo stesso metro, fallo di squadra. Vabbè, terzo fallo di Correggio, minuti giocati 13 secchi, 1-0. Qua resta un po' di dubbio, un filo di dubbio, ma vabbè. Intanto... No, c'è coerenza, perché comunque falli simili hanno adottato sempre lo stesso metro, quello è stato omogeneo. Rivediamo intanto la punizione di giustezza di... Allora, se vogliamo fare un'analisi, io credo che lo sport dell'hockey pista, per quanto ci sia un regolamento fiscale, è comunque uno sport di contatto, quindi certo. Hanno i pattini, quindi che ci possa stare, che si vada a un contrasto e si cada, ok. Si può cominciare a ragionare sulla pericolosità e sulla violenza dell'eventuale entrata. Ce n'è stata una nei primi scampoli di gara che non mi ha convinto come sanzione, poteva esserci il blu con questi presupposti. Una cosa del genere, ci sono arbitri che danno blu e arbitri invece che danno fallo di squadra. Personalmente sono più d'accordo nel dare fallo di squadra. No, ma quello infatti direi che da quel lato lì è fuori discussione. Basta poi mantenere questo metro, che ci sia un'informità, perché esatto. Invece non c'è. A volte che poi se andiamo a vedere nel calcio non c'è neppure lì che nuovi interessi e ci sono tecnologie superiori, quindi è un po' veramente un cane che si morde la coda, però... Sì, complicato, però no, più che altro per dare certezze ai protagonisti in pista, no? Ma io infatti sono sempre dell'idea che, ma in qualunque disciplina, sarei sempre per semplificare le regole, ovviamente al minimo, in modo da semplificare poi il lavoro degli arbitri, insomma, però è chiaro che non sempre è una cosa fattibile. 12 minuti da giocare, 0-1, avanti Correggio con la rete in apertura di Posito. Ci riprova Bassano che si rimette lì sotto per cercare di riagganciare la parità, perché poi andare al riposo in parità cambierebbe tutto. Chiaro che sta sbagliando un po' troppo la misura dei passaggi negli infatti, ultimi su qualche scavatura di troppo. Bassano. Buona la parata ancora di Campor. Sì, è il migliore in campo. Il migliore in Campor, fantastico. Esatto. È venuta fuori quasi neanche senza volerlo, grandissimo Fausto. Sì, vedi. Vabbè, si sta un po' cegliando, è chiaro, per cercare di spezzare la tensione dello 0-1. Attenzione. C'è il contatto, poi vedono fallo a favore di Bassano. Terzo fallo di gara, quindi buon per la formazione della Rossa. Comunque per Correggio, 2 di Bassano, va via in progressione Candaneda che va a cercare di prendersi un fallo. E invece perde il possesso, perché si è fermato nell'angolo. Prova a recuperare sfera Bassano, ma intanto è dall'altra parte Correggio. Gavioli. Reclama qualcosa, ma
si va avanti, si procede, non riesce il servizio sì, per Candanedo, passaggio. attenzione, scoperto Bassano, 2 contro 1 e 2-0. trova il gol 2-0 a 15 e 11 in contropiede, e adesso si fa veramente Sì, complicata. adesso sì, doppietta di Posito. E quindi Posito in contropiede, non da scampo, che poi per quello che si è visto, a dire il vero, per carità, è persino eccessivo il punteggio, Sì. cioè 1-0 bastava e avanzava, Sì, però poteva. poi vince chi fa gol e non Bisogna chi ci essere va precisi vicino, nelle appunto. conclusioni E adesso e non concedere certi bisogna conclusioni. tirare fuori l'orgoglio, assolutamente, e la curva chiede espressamente 5 leoni in pista. È un momento chiaramente delicato, serve un gol in fretta a Bassano per riaprire. Eccolo E lo trova adesso Candanedo. Una bella giocata dietro porta. Candanedo al 14, questo è il gol rapido che si cercava e serviva per riaccendere emotivamente Bassano. Minuto 14 e 35. Di fatto dopo 14 secondi, e quindi ci Candanedo voleva da un passo, perché 2-0 era cominciava eccessivo, iniziava a essere, e questo è stato utile il gol di Cesar Candanedo proprio per rimettere in circolo Bassano di testa e più che il punteggio, perché poi in teoria sì, 2-0 potevi far gol, che so, un minuto dalla fine del primo tempo e poteva essere quasi la stessa cosa, ma farlo adesso non voglio dire che annulla le 2 reti, ma ti dà una spinta diversa. Vediamo Piroli che sta incoraggiando Rock Lisa. Esatto, e lo ha sta abbracciato sfronando. letteralmente, è una bella scena, perché è chiaro che i ragazzi hanno fiducia in Isa, sanno, loro lo vedono in allenamento di giorno che ha delle qualità e deve proprio tirarle fuori pian pianino, e anche avere poi un reflo diventa a favore. La curva ha recepito all'istante il messaggio di Candanedo e vuole essere presente per spingere la squadra a rimpattare. È importante, questo gol è importantissimo. Questo sì, adesso deve dare fiducia e slancio a una formazione che sul piano del gioco è stata alla pari del Correggio, però è chiaro che ha prodotto meno sotto rete. Sì, il Correggio ha fatto una partita di sostanza, molto ben organizzata, e quindi il vantaggio non fa una grinza. 2 gol di scarto erano eccessivi. Adesso Candanedo ci mette molta energia, va a recuperare una sfera. Che non ci mette energia Candanedo sarebbe una notizia. No, infatti. Adesso Piroli, e infatti Bassano quantomeno ci pare pervaso da una scossa positiva, poi è chiaro che poi va tradotto. Vedi comunque che i compagni cercano Rock Lisa ed è importante. È vero. Ancora tentato il pericolo. gol dell'ex. Non deve avere però la frenesia, cioè, chiaramente non farsi ingolosire troppo dalla voglia di pareggiare subito, che c'è, è legittima, però va fatto bisogna tutto portare con attacchi rafficinio. organizzati. Esatto. Perché con una difesa piazzata come quella di Correggio, molto bassa, ci vuole pazienza. Per esempio, eccola qui. Qui gli è mancata la cattiveria nell'ultimo controllo. Sì, esatto, perché l'ha un po' allungata. Sì, l'hanno contrastato ed ha accusato il colpo invece di metterci il fisico. Comunque è stato bravo alla fine, è riuscito a girarsi. Ma infatti, ripeto, questo è un ragazzo che ha dei colpi, è evidentemente acerbo. Intanto Correggio sta facendo ruotare quasi tutti i propri elementi a disposizione. Non è entrato solo il Peter Heine finora. Mi sembra. Vediamo ora la giocata dietro la porta, attenzione, bella combinazione. Bella combinazione, Posito Ceschin. Adesso Piroli. Ancora Piroli dietro porta, ha dato l'assist a Candanedo per il gol del 1-2. Travolto. Buona la conclusione, era in parte coperto, quindi ha messo il corpo. I gambali. L'idea potrebbe essere quella di cominciare a tirarli a mezza altezza, ma mette giù bene i gambali quel portiere lì, è bravo. Lì dovrebbe essere adesso Piroli.
Piroli. Bello il dribbling di Piroli a rientrare. Tiro da fuori, ci ha provato Crespo. Ancora il portiere di Dinelli. E adesso possibilità quasi in contropiede, anche se poi è rientrata la difesa di Bassano. Adesso Bassano sta rientrando meglio rispetto ai primi 7-13 da giocare ancora in questo primo tempo. Attenzione. Recupera sfera, poi subisce forse no. Caparbia l'azione di Davide Piroli. Ci crede, resta in piedi gagliardamente, attenzione. Non fischiano il direttore di gara. Non fischiare, allora sta per intercettare proprio Lisa. Attenzione a Mirko Bertolucci. Perché è un giocatore che si può inventare qualunque cosa in qualsiasi momento. Attenzione, prova ad andarlo a contrastare, poi ancora Zucchiatti cerca di prendersi un fascio di luce per trovare poi spazio per la conclusione, invece poi serve Bertolucci. Attenzione, pallina rubata da Candeleno che prova ad andare fino in fondo. Non ci arriva, o meglio ci arriva Lisa ma non riesce poi a piazzare lo smash. Non era facilissimo, poi per carità noi quel gioco, attenzione, quel giochino lì trova incredibile il 3-1. E questa è veramente una grandissima giocata. Grandissima ancora giocata. Apposito, mamma mia, una tripletta MVP senza dubbio. Sì, sicuro. Bravissimo. 56. Magari c'era un fallo, forse hanno reclamato un fallo a metà campo i giocatori di Bassano, ma incredibile, anche perché l'occhio è questo, c'è stata l'occasione per Lisa, non l'ha messa dentro, non è riuscita a fare il 2-2 e sul contropiede, sul ribaltamento è arrivato il 3-1. Poi entra anche Pilati. Prova a cambiare un po' le carte Marozina, e questa è la classica mazzata a cui Bassano ad avere la forza di rialzarsi. La curva giustamente anche invoca un meritiamo di più e lo canta a piena voce, perché sull'impegno dei ragazzi credo è fuori discussione. Manca un po' a volte la lucidità e la freddezza nei momenti salienti. Sì, le occasioni Bassano le ha avute. Sì, le crea, esatto. Poi va detto che noi quella giocata lì con lo smash al volo e il gol avevamo visto fare a Tatarani e non proprio a un picco palla nella ultima gara casalinga, quindi se Lisa fosse come Tatarani probabilmente non sarebbe nemmeno qui. Però vabbè, adesso va incoraggiato anche lui, è il momento di provare a ripartire. Ecco, Reggio conferma il suo buon momento. Dal suo punto di vista è meritatamente in vantaggio la formazione nostra. Sì. Io resto sullo scarto, si può obiettare, forse 2 gol sono troppi, uno è giusto. Però anche qui è ispirato il numero 59 e si vede. Adesso Bassano deve avere la forza di riordinare le idee, trovare un gol, dare ritmo alla propria azione, come ha fatto peraltro, con più convinzione in fase di conclusione. Vediamo adesso Pilati. Piroli. Adesso quella fiducia che Bassano aveva trovato prima adesso è venuta meno, questo per dire come le curve emotive incidano tantissimo in qualunque sport. Bassano prima era di nuovo in fiducia, ha trovato il bandolo della matassa, poi ha preso quel gol in contropiedi, 2 su 3 sono stati in contropiedi, una punizione e 2 contropiedi. E adesso Correggio giustamente fa possesso. Chiaro, così deve fare, giocare al limite dei 45.
Vediamo ancora l'attacco di Correggio, però adesso recupera sfera Bassano, 3,33. Crespo, a volte servirebbe anche una giocata individuale, un gioco di prestigio da parte di qualcuno, o anche un pizzico di fortuna, una deviazione. Ci si aggrappa a tutto in questi casi. Crespo. Sì, Bassano dovrà fare una ripresa alzando i ritmi, non pensando al punteggio, Certo. qualora dovesse essere questo, e cercare di rientrare in partita commettendo meno errori difensivi, sì, perché comunque ha concesso troppo. Questo sì, nel modo più assoluto. Adesso prova Milani, Piroli. Entra Candanedo per Piroli. È andato dopo il pit stop per rifiatare Candanedo. Si chiude bene la difesa di Correggio. Il gol, eccolo qua. Ecco. Mattia Milani trova il pertugio. Ancora la giocata dietro porta. Questa volta è stato Vittor Crespo a trovare Mattia, che di giustezza ha infilato ha pescato il pertugio, l'ha messa sotto l'incrocio. E questa è la giocata che sta funzionando, e Bassano dovrebbe provare a insistere. Sicuramente. È importante, certo. Intanto è importante che Bassano adesso non commetta altre ingenuità per terminare il primo tempo quantomeno con questo punteggio. 2,17. In rete Candanedo e Milani per Bassano, dall'altra parte solo gol di Posito, il migliore in pista nel modo più assoluto e in modo incontrovertibile. Ha provato Pilati, è stata deviata, l'aveva caricato bene, sì, c'era lo spazio. Tra l'altro, vabbè, questa è una notazione di colore o di costume. Pilati, che è di fatto la fotocopia di suo padre Pierluigi, ex presidente del Bassani, in versione più giovane ovviamente, ma lo sguardo è quello, e quindi sempre molto serio e compassato. Ci ha provato Lisa. No, Mattia Milani. Mattia Milani, scusa. Sì, abbastanza buona la prova di Edoardo Pilati. No, ma quello sì, è un giocatore che può dare qualità e fisicità. Bel primo tempo. Sì, sicuramente Correggio tirato e movimentato. Correggio che ha confermato di meritare i punti che è in classifica. Sì, soprattutto l'ascesa che sta facendo. Il buon momento di forma della formazione ospite. Nel modo più assoluto. Bassano purtroppo non riesce a capitalizzare la mole di lavoro che comunque mette in pista, e di contro purtroppo concede qualche disattenzione di troppo in difesa, che viene quasi sempre puntualmente punita dagli avversari, e questo è un fattore su cui lavorare anche alle viste appunto di una possibile post season, qualora peraltro il risultato di questa sera fosse confermato a favore di Correggio. Diventerebbe una ipotesi più che realistica quella di fare la post season, che però va affrontata senza drammi, con la testa giusta, perché è un altro campionato, però va affrontato con la testa giusta, e possibilmente cercando dopo partendo quartultimi, non certo penultimi. Esatto, quartultimi, e rosicchiando i più punti possibili da qua alla fine, anche nelle gare cosiddette non dico impossibili, ma ostiche, come le due in casa che ci saranno, i derby con Valdagno e Trissino. Poi c'è un altro sconto diretto a Montebello e a poi Monza, due trasferte, però poi ci sarà l'ultimo in casa col Sarzana, che sarà importante capire che posizione sarà Sarzana in quel momento, fermo restando che
per tempra e mentalità non regaleranno niente, però anche perché Sarzana è nata da Alessandro Bertolucci, appunto, quindi appunto, qualora ci fosse un testa a testa e con infatti, il Correggio, Correggio farebbe di tutto, sì. è legittimo, ma al di là di questo sì, si va in campo per si va in vincere. campo per vincere, insomma. Io Bravo Pilati che recupera una bella pallina, una gran pallina, potrebbe andare fino in fondo o recuperare un fallo, e qui vediamo. potrebbe anche essere premiato, No, invece niente, il contrario. niente, E vabbè. No, ma per il fatto che secondo me è paradossalmente rimasto, ha provato fino all'ultimo a stare in piedi. Sì, però sì. qui cominciano ad avere qualche dubbio, insomma, su certe cose. Sì, diciamo che si poteva, se fosse stato fischiato il fallo era rigore, perché il fallo è cominciato in area, poi lui è caduto fuori, però esatto. E allora diventa problematico. Intanto 28 secondi da giocare. E anche qui comunque non hanno fischiato. Qua, e allora siamo pari, dai. Allora siamo pari. E qui Mattia Milani va a caccia via una a 20 pallina. secondi dalla fine e si rischia di prendere il gol. Sono queste le disattenzioni che Bassano non deve commettere. Questi sono errori gravi, soprattutto perché poteva aprire un contropiede in campo aperto e giocarsi l'ultimo possesso era meglio. C'è man checking. Attenzione. C'è la munizione verbale. Sì, ma viene da una cattiva giocata di Mattia Milani, che va a fare una pressione a poco meno di 20 secondi dalla fine, lasciando la propria difesa sguarnita. Sono errori che non bisogna commettere. Attenzione. In qualche maniera Bassano sopravvive a sto... Aveva anche segnato. Attenzione. Mattia Milani. Qui c'è la protesta perché dicono non avete fischiato. In effetti ci sta. Adesso gli arbitri vengono tutti. Ferraro dice che ho fischiato, e quindi va bene, è inflessibile, non avrà ripensamenti. Conoscendolo non avrà ripensamenti. È vero che il portiere ha già lasciato la porta. No, il problema è che la sirena è suonata, e Ferraro fa segno di avere fischiato, quindi va bene così. Insomma, c'è un po' di polemica. Il termine del tempo è dato dal fischio arbitrale. Ferraro afferma di avere fischiato, e quindi tant'è. Vabbè, e allora con questa certezza da parte dell'arbitro chiudiamo il primo tempo col Correggio avanti 3-2. A risentirci tra pochi minuti. A più tardi. È stata adibita una apposita cassettina per
Signore e signori, ben ritrovati alla ripresa di questo Bassano-Correggio, Bassano 2, Correggio 3, ma l'intervallo è stato completamente riempito dai discorsi e dalle polemiche di gol, diciamo così, annullato, tra virgolette, a Milani alla scadere del primo tempo. Qual è la questione, il focus? La sirena era suonata, perché la sirena era suonata, però non abbiamo avvertito, e nessuno l'ha avvertito peraltro, il fischio arbitrale, che sapete meglio di me che sancisce a tutti gli effetti e formalmente la chiusura del tempo. Poi il primo arbitro Claudio Ferraro è stato categorico, ha fatto capire alla panchina giallorossa che lui il fischio l'aveva fatto, probabilmente il fischietto era andato, per così dire, perché ripeto, il fischio non l'ha sentito nessuno e quindi era normale, il tiro di Milani era arrivato e a norma di regolamento ci poteva stare perfettamente il gol del 3-3, però adesso meglio andare avanti e concentrarsi sulla gara con Bassano che deve con le proprie forze riuscire a agguantare la parità, ripeto, fermo restando che il gol era stato realizzato e quindi vabbè, resta molto più che un dubbio, infatti c'è un po' di malumore diffuso, ma ripeto, a un minuto e 16 giocato deve stare non sul colpo Bassano, ma cercare di strappare il punto in un'altra maniera, appunto con Candanedo che chiama in causa. C'è un contatto, la botta qui Pilati è andato vicinissimo. Pilati davvero vicino, una gran parata di campo. Sì. E ci prova Bassano che deve avere però il medesimo atteggiamento del primo tempo sul piano del volume di gioco, ma maggiore freddezza e anche cattiveria. Sotto porta il gol! Pareggio di Cesar Candanedo, 3-3, 1 minuto e 43. Bellissima gran segnatura, giocata, Candanedo, arrivato alle spalle di Mirko Bertolucci, Candanedo, colpo al volo alle spalle, 3-3 sotto porta in smash, bellissima rete e doppietta per Candanedo che è in dubbio, un giocatore che sta lievitando di rendimento rispetto a in fase realizzativa, sì, anche sì, perché anche sabato scorso a Sandrigo è stato lui a segnare il punto del parziale 2-2. E a questo punto chissà invece che quella azione contesa del gol annullato, per così dire, non abbia dato cariche, quella rabbia al Bassano che serve a volte anche per provare a ribaltarle queste partite, e staremo a vedere, insomma. Comunque è importante aver raddrizzato il punteggio subito, perché sì. Bassano era sotto 3-1 esatto, e soprattutto non ha mai agganciato l'avversario fino a questo momento. Qui tanto Nicola Sbarbieri pericoloso, ancora Candanedo, pregevole la marcatura, anche l'assist di Mattia Milani è molto preciso, una accompagnata, lui si è inserito alle spalle di Mirko Bertolucci e ha infilato imparabilmente il portiere avversario che sin qui era stato molto bravo. E adesso tutto da rifare, e adesso si riparte, tanto scuso per il filo di con Correggio che ha 2 risultati su 3 a disposizione. Se andiamo a fare un ragionamento di classifica, sì, in quel caso in caso di parità stasera e vittoria all'andata e arriva alla pari, sarebbe comunque il Bassano ad avere la miglior però per ora Correggio è 4 punti però avanti. Appunto il discorso è che 4 punti avanti e lo sconto è un sconto diretto che riuscirebbero comunque a sfangarle, quindi vediamo. Intanto è lunga, attenzione però Candanedo non deve esagerare, anche perché questo cliente è particolarmente pericoloso, è quello che ha segnato 3 gol per la formazione ospite. E qui è uscito ancora Nicola Sbarbieri che ci terrebbe da morire, penso, a segnare qui. Direi di sì, anche se pur essendo un carissimo ragazzo e stasera non si guarderà la sua Roma che gioca in anticipo serale. E tra l'altro è avanti 1-0 a Bergamo. Ecco, vedi, dovrebbe già provare a accontentarsi di questo, chiaramente scherzando, insomma, è un ragazzo che qua si è sbattuto un bel po'. Assolutamente. Non si poteva, anche con il settore giovanile. Direi. Come aiuto allenatore, è tutto bravo. Però lui è uno che accetta
è soprattutto un grande appassionato di hockey, Nicolas. Beh, quello sì, è proprio è un ragazzo che all'hockey ha dato tanto. Ha preso dal babbo e quindi da quel lato lì andiamo sul sicuro. E comunque resta il fatto, dico che scherzando con lui si può sempre dire che ha pescato il Jolly con la doppietta dell'ultimo turno, e quindi magari infatti, per un paio di settimane può stare a esatto. digiuno e che non succede niente, che non è un bucaniere nato. Si scherza ovviamente con Nicolas. Una partita dove i falli fischiati sono pochissimi, siamo esattamente a 7 falli di squadra fischiati. Intanto rientra il capitano di Bassano, Vito Crespo. Torna Crespo, che magari ci tiene a lasciare il suo sigillo. Mi sembra che sia ininterrottamente assegno in tutte le partite da un gran No, infatti, pezzo, no? allora dice, ma è possibile che non riesca a far gol col Correggio, che è una gara chiave. Insomma, sicuramente un fighter, un combattente come lui. C'è andato veramente vicino adesso. Gran conclusione, non ci sarebbe mai arrivato Campor se fosse stato nello specchio. Sì. Perché proprio l'ha vista dopo, è partito un attimo dopo ed era veramente una mina, era la classica minella, è vero. Ancora Crespo, la curva spinge, capisce il momento della squadra che ha bisogno del sostegno totale. La specialità di Bassano di stasera, il tentativo di assist dietro porta. 2 gol su 3 sono venuti così. Attenzione, però, attenzione, Piroli a Piroli sfidare non può. Mirko Bertolucci, è cosa che da non fare. E qui buon per Bassano, hanno fischiato un fallo di squadra, perché Mirko Bertolucci si stava involando. Dopo trovarsi l'uno contro uno con Mirko Bertolucci, insomma, è quasi come... Attenzione, però deve stare attento. Bassano a volte Vito Crespo accusa un colpo al braccio, però. Estemporaneo, speriamo che sia una botta. Sì, no, più che altro sta guardando gli arbitri, scusate, ma neanche questo. Sì, la capacità di adattarsi. Attenzione, scivola Piroli al metro arbitrale. Forse qualche problema qui ai tamponi, perché c'è già un paio di volte che va giù. E prima ha avuto un cattivo controllo contro Mirko Bertolucci e questo invece è un cattivo passaggio. Attenzione, sta giocando col fuoco Bassano, deve stare attentissimo perché non è che può poi sempre recuperare. Purtroppo non è una novità, perché è successo anche nelle partite precedenti. E qui Piroli alza troppo. Palla alta. Deve ritrovare compattezza però anche in fase difensiva, aggredire alti, anche difendere alti, però anche in questo caso Posito è passato in mezzo. Attenzione. E qui non ne parliamo, palle vaganti, attenzione Bassano. Ha provato a alzare i ritmi, la vediamo velocità. Mattia Milani, mamma mia che accelerazione che ha fatto. Ancora Mattia, era riuscito a fare la cosa. Era un momento anche per provare a prendere scoperta per la prima volta, forse, la difesa di Correggio. Si è esibito un'accelerazione Mattia Milani veramente da incorniciare. Adesso infatti va a rifiatare. E vediamo Rocco Lisa allora, alla ricerca di se stesso. Infatti, le reti, le ricordiamo, 2 Candanede, 1 Milani. Non fischiano neanche attenzione, qui. Rischia tantissimo Piroli con un fallo di forzazione. Bravo Rocco Lisa, quello che non fa in difensivo. attacco lo andava a fare in difesa. Bravo Rocco, attenzione. C'è Davide Piroli che ha qualche problema. Preso la botta. Infatti Marozzin chiama Pilati immediatamente. Recupera Pertegato, bisogna fare il cambio in fretta, non è facile, attenzione. Qui protestano, vogliono un rigore quelli di Correggio. Non mi sento di dare torto. E palo qui invece di Crespo. L'unico torto che ha Vito Crespo di trovare il palo. Attenzione, sfilacciatissima. No, è una situazione... le squadre si sono allungate, la fase difensiva è saltata e qui bisogna stare attenti. Qui c'è il blu in arrivo. Il blu in arrivo, aggancio da dietro. Ceschin si autoaccusa del fallo. Molto corretto, perché in una partita dove di agganci ce ne sono stati, ci stava anche che protestasse. Fallo su Piroli. E infatti Mirko Bertolucci secondo me gli sta dicendo: scusa, è tutta la partita che non li fischiate. Secondo me gli sta dicendo così. E adesso Bassano ha una golosa opportunità. Ci proverà. Ci va Cesar Candanedo. Candanedo ci prova.
Candanedo contro Campor. Fossi lui tirerei però. Ah sì, vista la potenza, se c'entra la porta qualcosa succede, poi il portiere te la respinge ma magari te la lascia lì. Vediamo cosa sceglierà Candanedo. E qualunque cosa succeda poi Bassano deve sfruttare con intanto Davide Piroli non esce, quindi si vede che ha superato il momento di difficoltà. Vabbè. Adesso viene pulita l'area del sudore, non aiuta questa sosta ulteriore per Candanedo in questi casi, la concentrazione magari sono momenti sicuramente di ansia anche per il portiere. Anche per il portiere. 18 da giocare, 7 minuti questo secondo tempo. Candanedo, silenzio sepolcrale. Palo incredibile, milionesimo palo. Il gol Candanedo, bravissimo. Cosa ha fatto Cesar Candanedo? Bravissimo. 4-3. E gliene annulla. Per stecca alta. Mamma mia. No, beh, questa ragazzi, questa veramente non esiste, ma o meglio, allora bisogna capirsi, perché Bassano ha perso una partita a Viareggio così, per una stecca alta non fischiata. Allora o ci regoliamo e vale per tutti, oppure giochiamo a briscola, giochiamo a 3-7, che è anche un'alternativa gradevole. Però bisogna poi capirsi. Di protagonismo, insomma, secondo me, da parte del direttore di gara. Attenzione, nessuno qua discute che possa essere stecca alta, però deve valere per tutti e dappertutto. Però il gol! Il gol Lisa! Vediamo, il gol di Lisa, questo non lo annulla, no, questo non è stato annullato. No. Dopo 2 gol, allora lo diciamo, il gol era regolare, quello del 3-3, ed era regolare anche quello di prima, a meno che non si voglia decidere di cambiare, ripeto, il regolamento in maniera estemporanea, perché veramente poi bisogna anche decidersi a un certo momento, non può andare bene tutto o a seconda degli umori o della poesia del direttore di gara. È un'alza e schiaccia. Esatto. Quello era un'alza e schiaccia, esatto. non lo so. Infatti. Comunque va bene. 4-3 per Bassano, e soprattutto si è sbloccato Rock Lisa, che è già uscito. Esatto. Però è importante per lui e per la squadra. E adesso Bassano si deve registrare in difesa, perché sta concedendo un'enormità. Vediamo che se questa scarica di adrenalina porterà qualcosa di buono. Fallo di squadra di Bassano. Quarto fallo. No, il quinto. Quinto fallo, sì. Quinto fallo contro i 4 di Correggio. Sì, la partita si sta innervosendo. E va gestita, allora va amministrata, evitando che prenda fuoco. Certe decisioni che contribuiscono a innervosire. Io se fossi Correggio mi arrabbierei, perché hanno dato un blu su situazioni analoghe dove non si era fischiato. No, ma infatti, fossi Bassano mi arrabbierei, perché comunque ha penalizzato. Secondo me il gol di Cesar Candanedo era un bel gesto tecnico, altro che fallo da. No, ma infatti. Al di là della palla alta, non alta, anche perché non è pericolosa. No, allora, il gioco, qual è il punto per la stecca alta? Perché sulla perché pericolosità, crea pericolo, ma lì e allora va bene. Era lui col portiere, esatto. non c'era pericolo. No, infatti. Ma comunque va bene, poi naturalmente ci sarà qualcuno che ci verrà a dire: ma il regolamento non dice così. Il regolamento è inutilmente complicato, allora possiamo dirlo, è inutilmente complicato. Ma infatti è spesso cervellotico, ma quello che io non condivido deve essere l'uniformità. Allora, se vale la stecca di Viareggio, che può starci, è stata data un gol che era, a mio avviso, per stecca alta, ma può starci. Allora deve valere anche questa, perché era assolutamente analoga, anzi quella era ancora più alta di questa qua. E poi ripeto, secondo me la cosa più importante in questo sport è prevenire gli atteggiamenti e i falli violenti, ok? Chiaro. E invece quelli si fanno correre. Guarda qui. Sì. Bisogna stare attenti che la coppia arbitrale non sfuga poi la partita di mano con rischi evidenti. Dopodiché va bene.
non è facile arbitrare. No, ma assolutamente. Quindi, io non quindi massimo rispetto io riconosco le e non difficoltà. c'è nessun problema. Però ecco, per me, secondo me, il focus andrebbe appunto posto sulla pericolosità di certi interventi difensivi. Quelli vanno sanzionati sicuramente, molto di più magari di eccedere in fischiate di pignoleria, perché il gol di Cesar Cananelo magari viene fuori che è regolamento, mi dite che è fallo. Sono sicuro che parlerò con qualche direttore di no, è fallo. Va bene, è eccessivo però. No, è vero, assolutamente eccessivo, ma soprattutto, oltre che eccessivo, deve essere una linea uniforme e comune per tutti, quindi lo stesso fallo deve essere fischiato in una maniera, in una pista e anche nell'altra, se no non ci troviamo più. E ripeto, col rispetto dovuto a una mansione complicata che è quella di arbitrare, però qua ci sono 4 occhi, 2 arbitri, ci sono anche gli ausiliari, certo. E allora serve una linea. Guarda Vincenzo, quando ho fatto il corso allenatore io, purtroppo sono passati più di 30 anni, il regolamento era un libricino di 23-24 articoli, piccolissimo, e adesso il regolamento tecnico, anzi aspetta, ce ne vogliono 5 per arbitrare una partita di hockey. Regole del gioco, regolamento tecnico, gare ai campionati e norme per l'attività, 4. 5 se fai anche le giovanili, ok? Quindi io dico che un arbitro è bravo. Detto questo, secondo me quello che va visionato, quello che su cui devono porre attenzione è lo spirito del gioco. Sì, è chiaro. Lo spirito del gioco. Lo spirito del gioco non è andare a eccedere in pignolerie, secondo me. Sì. Questo è il punto. No, ma infatti, altrimenti, come sosteneva il grande Beppe Viola, il compianto Beppe Viola, apriamo l'ufficio complicazioni che è sempre in realtà in servizio permanente effettivo, perché a volte si crea da una cosa semplice, se ne crea diverse molto più ardite. Vabbè, torniamo in presa diretta, 15:09 e Correggio in possesso di sfera. Attenzione adesso. Bassano non sta difendendo bene in questo momento. No, infatti. Si fa sorprendere, guarda qui. Guarda qui. È stato concesso un tiro ravvicinato a un passo da Davide Pertegato con l'uomo piazzato in area e marcato. E questo è un errore imperdonabile. Questo è un errore imperdonabile. Adesso Bassano si deve concentrare sulla partita. Anche noi, per carità. No, certo. Abbiamo trascorso gli ultimi 2 minuti a parlare di regolamento, non è il caso. No, è vero. Però tante situazioni in pochi minuti che hanno fatto discutere il fischio, non fischio. Io ribadisco, probabilmente era colpa del fischietto, cioè dell'oggetto atto a fischiare, che era debole perché il fischio non l'ha sentito nessuno. E poi qua c'è stato questo episodio, insomma altri ancora, gara che farà discutere, però adesso è ancora in atto e bisogna pensare all'aspetto agonistico. Mancano 15 minuti. È eterna. Vediamo ancora, ci prova, come sostevi tu Fausto, Bassano adesso deve ritrovare la compattezza, l'assetto difensivo. Non deve concedere ingressi in area al Correggio, è già successo 2 o 3 volte di troppo negli ultimi minuti. Passaggi precisi se possibile. Infatti, Candanedo. La curva nel frattempo sta tambureggiando alla grande proprio per spingere la squadra. Adesso buona l'idea di Bassano di congelare Sfera e di costringere quasi al torello. Questa è l'esercitazione che fa nell'allenamento la formazione di Marotin, con l'ultimo uomo molto, molto basso, quasi a ridosso dell'area, per ricevere un passaggio agevole e scambiare subito dalla parte opposta per evitare di incorrere nel fallo di 5 secondi. E intanto c'è stata appunto la rete di... Attenzione Posito. C'è un fischio di pattino. Riparte Bassano, palla in movimento, insomma adesso hanno deciso di prendere per mano la partita e riprendere il controllo. Però in questo caso faceva bene il giocatore di Bassano a fermare la palla. Quello è fuori discussione, perché in realtà era un bel contropiede, se avete seguito bene quella giocata. Tiroli. Almeno Bassano adesso sta facendo circolazione, peccato per questo passaggio impreciso.
che adesso si tradurrà in 5 secondi. Sì. Attenzione. 13 e 21 da giocare, appunto è lunga, maglie però in area, forse bisogna chiudere le maglie in area. è la prima volta che Bassano si trova avanti, sì, e quindi forse dovrebbe indurre protestano quelli di Correggio. Volevano un fallo di Pattino. In realtà la palla ha battuto su Parastinchi, non credo che ci siano gli estremi per la massima punizione in quel caso. Attenzione, recupera Pilati, è andato a guardare una pallina dalla spazzatura, bravo. Bravo Pilati. Ha fatto una buona prova del numero 4 del Rosso. Io aspetto un giorno di vederlo in gol, magari un gol pesante. Probabilmente potrebbe anche alzare un sopracciglio. Può essere. In caso per risultare. Può essere. Sì, il classico giocatore imperturbabile. Lui sì. Attenzione, possibilità. Bagar. Sì, davanti alla porta bisogna stare attenti. Sì, anche perché gli arbitri lì non fischiano. No. Il rischio è che ti ficcino rigore se il portiere chiude le gambe. Sì. Sì, questo lavoro con l'ultimo uomo che si stacca a ricevere il passaggio facile è quello che ci vuole in questo momento. Bassano non sta facendo bene. Dovrebbe tirare Vitto per non rischiare. Sta facendo un giro di palla per ricominciare quei 40 secondi. Gli doveva tirare prima Vitto, doveva tirare addosso al portiere e riprendersi i 45. Adesso sarà possesso per la formazione ospite. E quindi con 11:43 da giocare. Almeno sti 3 minuti sono passati perché c'era stata troppa confusione dopo il gol del 4-3. Adesso Bassano ha trovato una logica nella gestione dell'interpretazione del match, quindi è importante che lo faccia, perché questo risultato, fosse confermato, è vitale. Questo non ci siamo azzardati ancora per i tempi lunghi del cronometro, però è ovvio che se pensiamo che prima era 1-3, quindi il parziale di 3-0 interno sta cambiando il volto della partita, insomma avremmo messo firme ovunque. Anzi, addirittura Bassano avrebbe da recriminare, perché i gol effettivi resto della mia idea sono 6 e non 4, però va bene. E ancora una volta si è concesso un tiro, si è liberato bene Maniero, per carità, però la marcatura era prevedibile. Adesso Mirko chiaramente un altro che ci terrebbe da morire. Guarda qui cosa ha tentato. Ha tentato di buttare palla tra i pattini del portiere. Davide deve evitare di far finire la gara poi in e attenzione anche al fattore falli, perché sono già 6 pari quello inciderà. Posito. Uno che il migliore del primo tempo senza dubbio. Qui nella ripresa è un po' sparito. Non poteva tenere quei ritmi di attenzione. Palla vagante, viene fuori Maniero e si va da Nicolas Barbieri. Avete visto qui Nicolas Barbieri è andato a tirare sul limite di 45 secondi per prendersi un altro possesso. E ancora Crespo, quello che non ha fatto Vittor Crespo prima. Quindi Crespo per buono questo doppio scambio con Piroli, e adesso sta sta gestendo bene, dovrebbe però fare più attenzione in difesa quando la palla ce la corregge, soprattutto evitare gli assist in area. Siamo negli ultimi 10 di gara, 9:43, possesso Correggio. Lunga eterno, non è solo lunga, però adesso deve avere soprattutto la forza difensiva che ha manifestato in alcune occasioni Bassano in certe gare, penso a Follonica, stessa con Lodi addirittura. Certamente. Attenzione qui, guarda che ha tirato ancora Maniero, hai visto?
qua c'è una fasolata, direbbe della, sì, esatto, della Jalapas, però bisogna stare attenti poi a non esagerare. Caparbio Vito Crespo da capitano esce fuori con la pallina e l'idea è quella di un po' sfiatare Correggio facendogli correre e facendo invece Bassano muovere la pallina, che era la vecchia teoria del barone Nils Lidom sì, nel la calcio. palla La palla non suda, esatto. bravissimo, quindi attenzione, era una bella opportunità per Piroli, che ha preferito completare il giro palla, esatto, altri 8 secondi, quindi manovra molto elaborata di adesso. Bassano, però Bassano deve tirare al tiro, attenzione, non lo fa, anzi c'è un blocco irregolare, il settimo fallo e questo 38, non ci voleva, no. Anche perché il fallo in attacco e punto è regalato, questo è regalato assolutamente e non ci voleva. Sì, per ricordare che poi c'è Mirko Bertolucci che va a battere, esatto. Non uno qualunque. Esatto. Recupera pallina Crespo, forse subisce fallo, poi dopo rischia di commetterlo, attenzione, esce pallina, che è giocata che ha fatto Crespo, meriterebbe il gol, e invece trova i patti, sì, tra l'altro e poi qui perde palla il Terceschin, attenzione, che ha commesso il fallo da cui è originata la punizione di prima. C'è stato un palo invece prima per Correggio, e 3 pali Bassano tra Candanedo, Crespo e Lisa, e qui attenzione, Candanedo benissimo. Vediamo cosa sceglie di fare. Vediamo Pilati ha provato a piazzarla sul palo lontano. È stato bravo Campor, anche se la conclusione di Pilati era un po' lenta, quasi, era un po' lenta. Telefonata, sì. Però era messa bene. Ci ha provato, perché l'ha presa così con la gamba di richiamo. No, è stato bravo. 7,40 che non è il modulo e sono i secondi che mancano. Attenzione, rischio, cosa ha fatto Pertegado? Ha riuscito a prendere il tempo, bravissimo, a Apposito, anzi a terra. Bravo sì, estremo Bassanetti. Sì, decisamente. Questa sera è incolpevole sui gol. No, nulla da dire, non gli si può dire niente. A me si può, cercando il pelo nell'uovo, era la disposizione della barriera. No, forse però 3-1, è rimasto un po' fermo, perché sulla barriera hanno sbagliato i compagni. Sì, no, appunto, no, dico la disposizione della barriera. Attenzione, botta. Vediamo, niente, di squadra. Ecco, vedi, questo cos'è? Sì. Vedi che a terra Candanedo. Sì. Comunque. È uscito nel frattempo Pilati, è entrato Milani per trovare sul piano della velocità. 7-0-8 da giocare, 4-3. Vediamo il replay della punizione di sì. Guardiamo un po'. Vediamo quanto l'alza, Io ho visto darli tutti i gol così. Allora, considerando è sopra la spalla? È sopra la spalla secondo te? No, direi che assolutamente no, ma poi essendo Candanedo, non essendo alto 1,10 m, è evidente che ha un'apertura di braccia diversa, ha alzato la pallina, tutto qua. Ma di solito si chiama alza e schiaccia, infatti non schiaccia e basta. E quindi il replay della regia conferma una volta di più che quel gol era da assegnare, punto fine, perché poi dopo 20 secondi abbia fatto gol di Lisa è assolutamente indifferente, però la realtà è questa. Allora si conta quel gol, si conta il fischio debole, diciamo che è debole, facciamo che non l'ha sentito nessuno, e allora iniziano a essere poi 2 disattenzioni pesantine, perché poi nell'economia di una gara come questa, che si gioca sul filo del rasoio e che mette in palio tantissimo, 2 distrazioni di questo tipo pesano, anche perché sono di facile lettura, non si chiede niente di più, sono 2 distrazioni di facile lettura, quindi ci sta. Comunque Bassano riparte dalla gestione del possesso, sempre giocatore alle spalle del portatore di palla. 6,53 da giocare, ancora lunga 45. Vediamo, e adesso c'è il possesso, c'è l'ottavo fallo di squadra per Bassano, sì. E questo, perché è ancora lunga, è un pessimo segnale, è una pessima sentenza, e qui vediamo, qui Bassano viene graziato e quindi siamo pari. Sì, sommato è così. Sì, perché addirittura ottavo fallo a Correggio, ero convinto che non avesse fischiato fallo e basta. C'era fallo di squadra per Correggio, sì. a rigor di logica, invece
e invece è stato assegnato il possesso a Bassano. Poi Coraggio non ha restituito pallina, quindi il fallo di squadra che aveva commesso Bassano prima per lo stesso identico motivo è stato sanzionato per gli avversari. Attenzione qui, Bassano non tira più e secondo me sbaglia. No, infatti, perché la prima difesa non è l'acciacco bensì l'attacco in certi casi, quindi bisogna anche provare a rendersi pericolosi proprio per tenere bassi gli avversari, che però intanto recuperano pallina. Sì, e qui c'è qualche maniera. E qui per un niente Giorgio Maniero non viene servito da Mirko Bertolucci, era un passo da Davide Pertegato. E su questa situazione di confusione Bassano ci rimette sempre, sì. Quindi devi evitare di fare confusione. Sì, assolutamente. Sta per arrivare una pallina glassata Milani, 5:49. Adesso chiaramente subentra anche un po' di stanchezza e confusione. Paura di vincere. Sì, paura di vincere. È chiaro che questa è una partita che ti svolta la stagione, sì, se la vince. Se la vince, sì. Infatti deve trovare la forza di riordinarsi, di riordinare le idee. Adesso non so se poi chiamerà un time out. Il possesso va benissimo, ma va concluso. Ai limiti dei 45 secondi bisogna provare a tirare. Ma con una... poi si va a cacciare la rispinta. Certo. Si va a cacciare la rispinta e si ricomincia. Con un'azione attiva, sì, senza essere troppo passivi, perché veramente dopo si concede troppo. Intanto ancora Davide Pertegato sugli scudi. Attenzione qui che abbiamo 8 falli. Sì, 8 falli ed entrambe, anche quello peserà alla fine. Sì, ma... Attenzione, Candanedo. Mattia Milani. Ci ha provato Milani. Bravo Milani. E qui vediamo cosa fischia il signor Ferraro. Fischierà palla alta, se scommettiamo. Vediamo. Sì. Palla alta. Vediamo intanto se devono entrare i sanitari. Sull'ingresso in area di Mattia Milani ha fischiato palla alta. Possesso per Coraggio. Un po' di tosse, parlando di stagione. Adesso vediamo se entrano i sanitari, sì, per prestare le cure del caso. Apposito che dovrà uscire. Sì, perché nel momento che entrano i sanitari nell'automatico c'è l'uscita, una botta, per lui già si alza, sta meglio, però il regolamento impone un pit stop in panca e allora 4,56. Secondo me era un cambio comunque chiamato. Sì, anche perché aveva speso tantissimo e quindi ha bisogno di una riserva. No, da ingaggio a 2, mi sono sbagliato. Ecco. Pensavo desse palla alta. 4,56. Falli 8 per entrambe, 4 gol Bassano, 3 Correggio. Attenzione Crespo. Non chiama un fallo che invece non c'è, possibilità per Mirko e c'è il gol. La parità. Sì. A 4,35 da giocare, ha segnato il numero 7, vale a dire Ceschin, e Ceschin al 20,25. Adesso è tutto aperto, vediamo se il Correggio, credo che alla fine proverà magari a pungere, ma cercherà di fare barriere e cercare di portare a casa il punto. Stava attaccando in modo razionale la formazione ospite, aveva avuto parecchie opportunità, quindi il pareggio è strameritato. Bassano secondo me ha tentato un po' troppo presto di congelare la sfida, di congelare la partita. Però ci sono altri 4 minuti, vediamo. Sì, adesso vedere se Bassano proverà il tutto per tutto con questo salto finale. Tiroli. Crespo. Finta al tiro, Crespo, bella giocata. Bella conclusione anche, però c'è possibilità di contropiede. Bertolucci preferisce temporeggiare, fare possesso, 3,46. Se il Correggio decide di tenere palla ha ottimi giocatori, in grado questo è fondamentale. E poi c'è il problema degli 8 falli, quindi Bassano non può forzare più di tanto. Chiaro. Infatti guarda, c'è già Nicolas Barbieri sugli scudi e un altro che la palla non la regala a nessuno, è il numero
numero 85. Signor Mirko. Vediamo ancora giustamente possesso sui 45 per quanto riguarda Correggio. Sì, adesso Correggio sta facendo quello che faceva Bassano prima. Sì, normale. 2 secondi e poi sarà possesso per Bassano. Adesso lancerà un pallina lontana. Per un attimo non la prendevano loro. 3:04 da giocare ancora questa gara. Vediamo ancora l'attacco di Bassano. Ci prova una conclusione nella mischia. Piroli non era affatto male. Recupera una sfera. Ancora Piroli. Attenzione. Possibilità. Non viene fischiato nulla. Attenzione su Crespo. 2:38. Possesso Correggio che probabilmente andrà fino alla fine nel senso dei 45. Sì, giocherà al limite dei 5. È chiaro. 2:30 presumibilmente. Sì. Una gara che comunque ci sentiamo di dire al momento Bassano avrebbe meritato fosse stata la box 6 punti per volume di occasioni e soprattutto basti pensare ai pali, gol annullati, insomma ce ne sarebbe abbastanza, però vediamo tanto il finale. Attenzione, pallina persa male da Piroli che poi la recupera in qualche maniera, ha capito l'errore che aveva commesso. Ancora poi partendo un po' troppo, ultimi 2 minuti adesso diventava un colpo in area. Sì. Attenzione ancora, la pallina sul pressing, la recupera Crespo, ci sarebbe anche un fallo ma ormai non fischiano fischia nulla. Questo è indicativo. 1:40. Vediamo Bertolucci. Correggio voleva un punto. Sì, lo riesce forse portando a tenere, sperando che non si accontenti del punto. Esatto. Attenzione. Ci ha provato Candanedo, alzato. Peccato. Alza schiaccia. 1:21. Era una bella giocata, forse pensava di essere più lontano dalla porta. Secondo me. Sì. Era l'occasione per andare sul 5-4. C'è rabbia un po' nella panchina di Bassano, però 1:21. Sì, però guarda qui, sono 2 contro 3 in area e prendi gol. Quindi bravi loro. Però c'è qualche defezione, esatto. C'è poco da fare. E adesso c'è l'ultima opportunità. Guarda qui. Sì, l'ha tenutata. L'ha tenutata, io sono dell'idea che fosse. Si è ricordato di quando gli hanno annullato il gol. Sì, no, ma poi si è convinto che lui era convinto di essere più lontano dalla porta, così come sensazione. Può essere. E adesso ultimi 81 secondi di bagare in chiave Bassano e forse congelamento della sfera per Correggio, che conserverebbe 4 punti di vantaggio. Sarebbero tanti. A 4, sì, 4 attenzione che non siano di più. Possesso per Bassano. 1:05. Bravo Davide Pertegato nella circostanza, perché questa era un'occasione importante per Correggio. Crespo. Perde sfera malamente Piroli e qui mi sa che Correggio va a finire. 43 secondi, attenzione. E invece vuole vincere. E adesso vediamo se adesso recupera la sfera Bassano. 40 secondi, 40 secondi e 6. E lì ha tentato il contropiede, e adesso Bassano può arrivare fino in fondo con la pallina e col tempo per provare l'ultimo tiro. Crespo, Candanedo, Crespo si avvicina alla porta, poi dovrà riaprire per Piroli. Ancora Crespo,
conclusione, La prende 15 Mirko Bertolucci. secondi, Candanedo. La presa Ancora- Mirko Bertolucci. forse proverà Candanedo, ancora Crespo, 6 secondi. Conclusione, 2 secondi. Finita. E niente, finisce qua. 4-4, un punto è meglio che niente, però è chiaro che Bassano rincorreva i 3 punti e allora dovrà cercare la vittoria da qualche altra parte, dovrà prendere qualche vittoria in calendario fuori programma. Sì. Un saluto a Fausto e signore e signori, buonasera, vi aspettiamo poi al derby col Valdagno. Prossimi in casa. Grazie per l'ascolto, a presto. Buonasera.